every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, siamo sempre qui a tenervi compagnia nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè, che oggi vuole affrontare come prima intervista un tema molto importante e attuale, quello dell'occupazione giovanile e della formazione dei nostri ragazzi. Lo facciamo con un esperto decisamente del settore, ve lo presento subito, lui è Sandro Dalpiano, direttore ENAIP delle province di Venezia e Treviso. Buongiorno. Benvenuto Sandro, sono appunto contenta di averla qui perché intanto c'è stato un convegno pochi giorni fa, proprio lunedì scorso, in merito al modello veneto di certificazione delle competenze, quindi un'occasione per fare il punto, no, per gli operatori del settore su quello che è lo scenario della formazione e dell'occupazione dei ragazzi. Allora intanto però prima di parlare del convegno facciamo una piccola introduzione di Forma Veneto che è appunto un'associazione che lavora in sinergia con ENAIP. Descriviamola e così inquadriamo subito la protagonista dell'intervista, che appunto intanto è Forma Veneto. Sì, è un'associazione importante nel panorama degli enti di formazione del Veneto, in quanto li raggruppa tutti, o buona parte. Sono gli enti di formazione di ispirazione cristiana che storicamente sul territorio veneto hanno saputo dar veramente vita a un sistema di offerta formativa in tutte le province. Quindi non c'è solo ENAIP, ma ci sono anche, non so, i Salesiani, piuttosto che tante altre, la FICAP le ACLI, che sono i nostri promotori di fatto di ENAIP. Istituto Don Calabria, Cooperativa DF, tutti comunque ispirati alla dottrina sociale della Chiesa. Che è il nostro faro, diciamo, guida nella nostra azione educativa e di crescita professionale dei giovani. Ecco, quindi giovani delle scuole, diciamo, superiori, quelli degli istituti. Sì, è un segmento, diciamo, dopo la scuola media, percorsi triennali di formazione professionale. Ecco, un momento delicato perché si sa, le scelte sono difficili, c'è chi può avere diversi interessi, non è facile l'orientamento scolastico, vero, di questi ragazzi? È una materia assai complessa perché entrano scelte che sono dei ragazzi, ma anche della famiglia, le aspettative di molti. Il papà che vuole che il figlio faccia quello che faceva la lui, mamma, o completamente qualcosa di diverso. Io quello che posso dire da operatore della formazione professionale, il nostro è un canale che dà delle opportunità molto buone anche poi in termini occupazionali, oltre che un percorso di crescita educativa che forma la persona, partendo dalla persona, proprio dal ragazzo. I giovani sono tra i 15, 14 e 18 anni, mediamente l'età con i giovani con cui lavoriamo sui percorsi triennali, che sono formalmente riconosciuti. Siamo uno dei percorsi del sistema scolastico e dell'istruzione professionale italiano. Quindi non è che è una cosa tutta veneta. Ecco, nello scenario nazionale siete riconosciuti, uno tra dei l'altro, canali. Un esempio di buone pratiche, no, in questo senso. In particolare nel Veneto. Ecco, siete fieri di questo? Il Veneto è un po'... È frutto sicuramente di molto lavoro, ricerca, qualità erogativa. È chiaro che si può sempre migliorare, però devo dire che in questi anni ha saputo il sistema rispondere anche alle sfide che ci ha portato a una crescita socio-economica importante, e sta rispondendo anche in un momento di crisi, critico, decisamente. critico. La crisi c'è per tutti e poi va a toccare anche i nostri giovani. Il futuro spesso con una laurea in tasca non è garantito. Quindi a fronte di questo... Al giorno d'oggi io direi che non è garantito nulla per nessuno, forse lo era un po' prima, ma forse c'era un po' più di opportunità. Adesso è importante che i giovani capiscano un po' prima qual è la loro vocazione, su questo lavorino e soprattutto si facciano condurre non da scelte scolastiche dettate magari dalla cerchia di amici, certo, o magari anche da percorsi ideali, magari anche buoni, che però dopo vanno vagliati con la realtà che ci circonda, è una realtà complessa, fatta di impegno,
costante di scelte e di valorizzazione un po', io la chiamo valorizzazione di quello che è la propria vocazione. Noi siamo un po', come dire, strabici da questo punto di vista qua, cioè abbiamo un occhio all'istruzione, alla scuola, alla crescita della persona, all'educazione e un occhio al lavoro. Beh, quindi un Quindi, approccio molto pragmatico, molto sì, sì. concreto, un po' di più di quello che è, se vogliamo, il nostro sistema scolastico italiano, che lamenta a volte questa mancanza, no, di connessione col mondo del Diciamo che noi lavoro. ci connotiamo anche per questo rapporto costante, importante col mondo dell'impresa, quindi anche con il mondo del lavoro, e che dà poi sostanza già all'interno del percorso formativo attraverso i tirocini, gli stage e molte opportunità. Come così anche i nostri ragazzi, proprio perché siamo all'interno del canale dell'istruzione e della formazione professionale, possono, se vogliono, hanno capacità, noi li sosteniamo moltissimo, passare poi a un istituto tecnico o un istituto professionale e quindi arrivare al diploma. Ecco, intanto diciamo che i dati sono molto confortanti, no? E mettono in luce il vostro impegno e soprattutto la concretezza del vostro lavoro, perché da quanto è emerso in questo convegno che si è tenuto lunedì scorso a Venezia, vedo a Cornersa, la consigliare della provincia, leggo che ogni anno oltre 17.000 giovani frequentano corsi di formazione professionale presso i 70 centri di Forma Veneto e che l'inserimento di questi ragazzi in percentuale è altissimo, no? Vedo qui che ci sono 771 corsi avviati, 821.400 ore di formazione. Con questi 17.000 ragazzi coinvolti dai vostri corsi, la percentuale, ripeto, di inserimento poi professionale è altissima rispetto, insomma, a forme di istruzione, se vogliamo, un po' più vaghe. Se pensiamo che sull'universo della popolazione scolastica il sistema della formazione risponde a circa il 12%, sono i numeri che ha detto lei, sono numeri importanti. Sì, vedo qui il 70% di 100%. questi ragazzi trova lavoro entro breve. Nel 77% dei casi si tratta di un'occupazione pienamente rispondente agli studi fatti e alle aspirazioni, cosa che spesso non accade. Sappiamo che ci sono persone che lavorano in banca e sono laureate in lettere, che cioè, davvero spesso non c'è Io, connessione io tra auguro, quello che si studia io e auguro quello che si sempre a fa, tutti di trovare il giusto posto di lavoro, in base alle proprie perché attitudini, perché ispirazioni. permette questo anche poi di esprimere al massimo, quindi se uno è contento nel luogo di lavoro si sente poi realizzato e questo è importante, ma è chiaro anche che serve impegno, serve studio e serve soprattutto mettersi in gioco, anche io dico molto spesso ai miei studenti, nei 6 centri delle province di Venezia e Treviso che seguo, di mettersi in gioco, di non giocare al ribasso, ma in realtà cercare di andare oltre. E noi li guidiamo, li accompagniamo con laboratori, con strutture, con personale qualificato. Tutti gli enti che appartengono a Forma Veneto sono accreditati proprio per questo, cioè non siamo strutture che si improvvisano, veniamo tutti da storie molto importanti. L'altro giorno eravamo a un convegno che era intitolato 150 anni e più della formazione salesiana, quindi dai carismi Quindi di Don Bosco, ultra secolare secolari, l'impegno. e sono enti che hanno saputo poi attraversare ed essere strutture importanti la storia d'Italia di fatto. Se pensiamo agli anni di Eh sì, è fondazione, sono vero. quelli di alcune strutture. Io in questo caso rappresento l'ENEP è una struttura che è nata al dopoguerra ed è cresciuta moltissimo e devo dire che a livello generale il modello Veneto, e qui va dato atto non solo agli enti di formazione, ma a chi istituzionalmente ci ha creduto, quindi è un lavoro di squadra, e le imprese Certo. che hanno accompagnato questo e sono state anche aperte ad accogliere, anche a interagire con noi nel miglioramento dei percorsi formativi, nell'aggiornamento, nella qualificazione dei laboratori con i sostegni, ha dato vita a questo modello che è un modello Un che a modello livello italiano fa un po' scuola, da ecco, tra virgolette. esportazione come si Quindi dice, no? anche un riconoscimento alle istituzioni, in questo caso la Regione del Veneto. Ecco, prima Sandro di commentare altri dati interessanti che ho qui, vorrei condividere con i nostri amici, magari alcuni l'hanno già visto, però non necessariamente i telespettatori di Chiacchiere Caffè, un servizio della nostra Giulia Salmaso che ha realizzato nell'ambito del Festival Biblico di Biblico. Vicenza, che abbiamo seguito abbondantemente e che ha come protagonista
protagonisti i ragazzi di ENAIP Vicenza, no? Hanno Sì. proposto questo aperitivo biblico, però è carino proprio il fatto che c'erano i vostri giovani. Allora sentiamo le loro voci, vediamo i loro volti, poi torniamo a commentare i dati con il direttore. Come ogni anno il Festival Biblico è anche aperitivo biblico, un appuntamento diventato ormai tradizionale, tra l'altro curato dai ragazzi dell'ENAIP. Siamo qui nella loro postazione con Marzia e Raul che ci raccontano che cosa hanno organizzato per quest'anno. Partiamo dalla giornata di oggi, che cosa avete riservato al pubblico del Festival Biblico in termini così, da gustare e da bere? Allora, come bevande analcoliche, come cocktail, abbiamo preparato la Virgin Colada, che è un cocktail analcolico, che è con succo d'ananas e concentrato di cocco, accompagnato da spiedini di frutta, sempre con ananas, fragola, uva, ciliegie, con una foglia di menta. Poi per il resto penso vi possa spiegare anche Raul. Sì, sentiamo Raul e insomma voi non solo vi occupate di preparare i cocktail ma li servite anche, perché questo è il vostro stile, no? Esatto, sì, e come cocktail alcolico abbiamo fatto l'Ellie Spring, che sarebbe gin, succo di limone, succo d'arancia. È bello forte! Sì, e un po' di granatina per dare il colore che dovrebbe incentivare a dare appetito allo stomaco, insomma aprire lo stomaco. Poi abbiamo preparato delle mini quiche che vanno consumate in porzione monouso, che sarebbe fatto con asparagi verdi e grana, grattugiato e un po' di panna fresca. Tenuto 20 minuti dentro il forno e pronte per essere mangiati. A noi ci è già venuta fame, ricordiamo tutti i prodotti tipici del territorio vicentino. Sì, come gli asparagi, il grana padano, tutti quanti, la panna fresca, tutti quanti abbiamo preso tutte cose che facciamo noi qua nel Veneto e soprattutto nella provincia di Vicenza. Raul e Marzia, chiedo a voi un'ultima domanda, da quanto tempo siete impegnati per questo piccolo evento all'interno del Festival Biblico? Da quanto ci state lavorando? Da 2 settimane circa, 3. Insomma, quindi siete sveltissimi. Sì, sì. Vostra prima esperienza al Festival Biblico o eravate venuti anche l'anno scorso No, io assieme? l'anno scorso. Quindi sei una veterana, Marzia. Sì, sì, sì. Però è divertente anche stare qua, insomma, un po' dietro le quinte a preparare queste È una cose. bella esperienza. Raul, per te invece è la prima volta? Sì, per me è la prima volta, ieri è stata la mia primissima volta, oggi spero vada molto meglio, comunque è sempre un divertimento servire alla gente e sorridere e divertirci insieme. Assolutamente, quindi buon divertimento a tutto, soprattutto gustiamoci la Bibbia liquida, insomma, quella degli aperitivi biblici. Ecco, abbiamo visto questo bel servizio. Sandro, tra l'altro, diceva che ha visto questo Raul, no? Che è particolarmente portato questo ragazzo, quindi è importante quello che sottolineava prima, la vocazione da implementare, da incentivare in questi ragazzi, in modo che poi vadano a fare il mestiere che davvero gli piace, no? Leggo qui dai dati sempre alla mano, ultimi e più recenti, sull'inserimento occupazionale, circa 3.200 gli studenti qualificati, soprattutto, e qui scendiamo nel concreto, nei settori meccanico, elettrico, amministrativo, commerciale e, come abbiamo visto dal servizio, anche quello della ristorazione del settore turistico alberghiero. Numero maggiore delle province di Verona e Vicenza, quelle con i maggiori dati. Nel Veneto occidentale la maggior presenza anche di strutture formative. Ecco, allora, intanto vediamo che si parla proprio di mestieri, no? Sì. Di un approccio quindi molto concreto che permette appunto un inserimento professionale a questi ragazzi. I settori appunto che tirano di più, come si suol dire, sono questi appunto meccanico, elettrico, turistico alberghiero, ma anche ad esempio quello del marmo, settori anche inediti, un po' inesplorati. Ci sono settori, per esempio quello del marmo che lei ha citato, che garantiscono almeno ai ragazzi che escono il 100% Infatti vedo dell'occupazione. qui 100% per il marmo, poi benessere 83,7%, elettrico 72,8%, legno, che è anche questo un settore a cui spesso molti non pensano, 72,2%, ristorazione che invece devo dire è molto gettonato, vero? Sì, è un settore che attira i giovani che sono magari particolarmente
attirati da mestieri che hanno un alto valore relazionale con le persone, i Sì. clienti, diciamo così, che però guarda molto alla qualità del servizio. Ecco, E questo qui è un settore in crescita, per esatto, un esempio, buon un buon settore. 71,5% di tasso occupazionale. Poi diciamo che qui c'è un po' lo zampino anche dei mass media, perché si sono visti insomma Sì, vari arrivare alla ribalta programmi, chef, sì, ristoratori, sì, insomma con successo, ti dà come mestiere il senso della relazione e poi anche della bontà di quello che si cucina, devo dire che non guasta, insomma, per il Infatti mi fascino del colpiva mestiere. il servizio che proprio erano in grado tra l'altro anche di presentare al meglio, perché non basta solo fare un prodotto o comunque realizzare in questo caso un cocktail analcolico, alcolico. Poi conta molto la presentazione, il sapere anche, ecco qua che rientriamo nell'argomento che lei diceva all'inizio, delle competenze. Infatti quello delle competenze è un percorso anche innovativo di certificazione di queste competenze, cioè l'imprenditore che assumerà questi ragazzi deve capire cosa è in grado di fare il ragazzo. Ah, quindi la certificazione è proprio sulla competenza acquisita dal ragazzo. Noi lavoriamo, abbiamo riprogettato tutti i nostri percorsi con degli standard minimi che sono stati poi condivisi a livello nazionale, al di sotto dei quali un ragazzo non può diciamo, essere insignito alla fine dell'esame di una qualifica che tra l'altro sono anche qualifiche che in alcuni casi abilitano professionalmente. E proprio per migliorare il livello degli addetti che entreranno poi nei vari settori, non so, da quello alberghiero a quello del benessere, il metalmeccanico, eccetera, ma però anche un modello che sia di facile lettura a chi deve assumere, senza magari trovarsi un ragazzo che deve mettere alla prova e poi scopre che Un po' non è in grado, asinello, insomma. era come sei politico una volta, No, sotto quello, insomma, uno era insufficiente, sufficiente. vero? Invece si cura molto questo ed è anche un linguaggio comune tra enti di formazione e mondo del lavoro. Ecco, vedo che hanno preso parte al convegno, ma non so se qualcuno abbia tirato bidone, come si suol dire. Ci dovrebbero essere stati la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, vedo qui, Antonino Ziglio, Sì, Presidente di sì, 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 Forma sì. Veneto, l'assessore regionale alle politiche dell'istruzione e della formazione Elena Donazzana e addirittura un nome importantissimo nello scenario politico nazionale, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sì, Sacconi. che in questo caso ha mandato un saluto, Ecco, immaginavo. ma so che è stato, perché poi abbiamo avuto modo di incrociarlo anche in altri eventi, è stato molto presente questo fine settimana, a partire mi pare da venerdì, Sì, ma vari si sa che incontri. sono impegnatissimi questi Comunque politici. ci sta seguendo proprio nel lavoro che stiamo facendo a livello ministeriale. Ecco, come voi seguite i ragazzi, questo penso tenga a sottolinearlo, non solo nella formazione teorica e pratica, ma anche in un percorso educativo, no? Ispirato poi ai Sì. valori cristiani, cattolici. Sì, questo è molto importante, su questo piccola sottolineatura, che non è una sottolineatura diciamo di facciata assolutamente, Certo. perché come ho avuto modo anche di dire prima, all'interno di Formavento sono presenti enti che appunto nascono dall'attività di congregazioni, tra l'altro pluricentenarie, o enti come l'ENAIP o altri che invece hanno un'ispirazione più laica ma che si rifanno proprio ai valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi anche quei valori universali che mettono al centro la persona e l'uomo, in questo Quindi caso insomma sono ragazzi. una Ecco, buona quindi, notizia anche per le famiglie, per i genitori che sanno a chi affidare, come affidare l'educazione, no? Anche il tra, percorso dei tra l'altro propri stiamo figli. curando anche molto, non solo la presenza del ragazzo, quindi la qualità di quello che facciamo all'interno dell'aula, ma anche attraverso attività fuori dall'aula. Abbiamo creato, in questo caso in ENEP, un'associazione che si chiama Fuori Classe, In tutti i sensi. tutti i sensi, e il prossimo lunedì e martedì, il 6-7 giugno, un gruppo di questi ragazzi si attiverà una serie di giochi e di sfide, anche imparerà addirittura a veleggiare, per esempio, in questa manifestazione che abbiamo chiamato Fuori Classe sull'acqua a Chioggia, ma abbiamo fatto un bellissimo incontro con Bellissimo. 3.500 nostri allievi qualche tempo fa qui a Padova, al Colbacchini, dove si sono sfidati in gare di atletica, di abilità, un modo per farli crescere nella convivenza, nello stare assieme, anche perché noi abbiamo ragazzi che
provengono un po' da tutto il mondo. Quindi è davvero un modo per aggregarli con questo E spirito per vivere di socialità. nella Certo. comprensione l'un dell'altro, nell'integrazione fatta anche con l'aspetto non solo dello stare in classe, ma anche ludico e sportivo, che poi è un Bene, grosso... davvero buone notizie, insomma, per le famiglie e per tanti ragazzi che magari ci hanno seguito possono prendere spunto a quell'età, no, fra i 13 e i 14 anni, fare una scelta così impegnativa come quella del proseguo del percorso scolastico. Ecco, tra l'altro su questo devo dire, sia all'ingresso, da noi vengono anche ragazzi che magari vengono da percorsi un po', come dire, anche di piccolo fallimento, nel senso magari hanno Sì, cominciato un delusioni percorso scolastiche. ecco, in questo caso nelle nostre strutture, proprio perché non lavoriamo su numeri grandi e abbiamo poi figure specializzate tipo i tutor o gli orientatori, riusciamo, come dire, anche a motivare ragazzi che magari hanno perso lo stimolo nello studio e quant'altro. Bene, quindi un'ultima buona notizia, io devo dare il sito internet e lanciare la pubblicità, quindi www.enaipveneto.it. Allora, chi fosse interessato, invitiamo davvero tutti gli amici a collegarsi al sito internet, ci sono tutte le informazioni utili sui corsi, Certo. l'orientamento e davvero numeri confortanti quelli di Forma Veneto ed Enaip Veneto. Io la ringrazio, direttore, Grazie il tempo a voi. fugge sempre tiranno, quindi devo lanciare la pubblicità, l'aspetto per prossimi appuntamenti e prossime novità. Ben volentieri. Amici, ringraziamo e salutiamo Sandro Dal Piano, direttore Enaip di Venezia e Treviso. Vi lascio per il solito stacchetto pubblicitario, vi aspetto tra pochissimo con un altro ospite e altri caffè.